Siamo a Macerata. Sul Piave. Lo so, per un'altra puntata di Chuck Junior, il cinema fatto dai ragazzi. Chuck Junior, perché tu pensi che io non sappia che cos'è Chuck Junior? Perché i ragazzi La della terza C. scuola media di Macerata sul Piave hanno scritto un bellissimo soggetto Sulla prima guerra mondiale, proprio in occasione del 100° anniversario della Grande Guerra. Andiamo a conoscere i ragazzi. E noi? Ci vediamo? Ci vediamo, lo dico io. E noi? Ci vediamo? Chuck. Eccoci arrivati a scuola. Cominciamo subito spiegando ai ragazzi come gireremo il loro film. Glielo spieghi tu. Certo, che domande? Che cosa succede quando la telecamera si mette in moto? Allora il regista, che posso essere io o qualsiasi di voi che voglia fare il regista al posto mio, dirà la parola motore. Ripetiamo assieme. Motore. Il cameraman Paolo, che là, dirà partito. E a questo punto il regista dice azione. Ripetete? Ma non così forte, dai, una via di mezzo. A quel punto, non appena quello che l'attore deve fare si conclude, il regista dice stop. Se la scena è corretta, si battono le mani. Se la scena è molto bella, si battono mani e piedi insieme. E se invece la scena non funziona, si rifà, d'accordo? Siete pronti? Partiamo? Meno 3, 2, 1... Motore, è partito, quello che vogliamo, va bene, perfetto. Chuck. E ora presentiamo la troupe che lavorerà assieme ai ragazzi. Sergio, Francesco. Rudy, Paolo. Enrico, Anna. Mattia. Antonio. Chuck. Allora, sentite, dobbiamo raccontare brevemente il vostro film agli amici che ci ascoltano da casa. Facciamo la sinossi quindi. Cos'è? È il riassunto del film. Dobbiamo raccontare dei due gruppi, i rossi e i blu. Giusto. E dobbiamo dire che sono sempre in contrasto tra di loro. È meglio che scriviamo quello che dobbiamo dire. Sì, ma quanti siamo? Siamo in 22, quindi bisogna preparare 22 frasi. Dai che cominciamo, dai. È importante anche quella parte in cui il custode ci chiude dentro. Ah sì, brava, la inserisco proprio qua. Ok, finito, andiamo a girare la sinossi. Cos'è? Quella di prima! Chuck. Bene, i ragazzi sanno cosa fare. Il set è allestito. Quindi cominciamo a girare il film. Luca, Samuele è il primo Chuck del film. Mettiamoci impegno. Tu farai il regista, d'accordo? Vai, vai. Motore. Partito. Azione. Che scemi, mi sembra di essere all'asilo. Ah sì. Stop. Bellissima. Bravo il regista. Bravo l'aiuto regista. Bravo l'aiuto dell'aiuto regista. E bravo l'aiuto dell'aiuto dell'aiuto regista. Bravissimi. Se venite con noi vi faremo conoscere Macerata sul Piave, la nostra città. E poi Treviso. Questa è una delle zone più antiche di Macerata, con la chiesa di San Francesco del 1690. Ed eccoci arrivati al fiume Piave. Questo è il monumento dedicato alla 7ª divisione britannica. E c'è un monumento proprio uguale a questo a Ypres, in Belgio. Spartaco Lantini, di cui parliamo nel nostro film, faceva parte del 44esimo Artiglieria, a cui è dedicato questo monumento. Questo è il Museo della Grande Guerra, dove gireremo l'incontro tra i rossi e i blu. Prima però Luca ed io vogliamo farvi vedere le cose più interessanti che ci sono all'interno. Seguiteci.
Questo è un bersagliere con la sua bicicletta. Come possiamo notare era pieghevole e inoltre poteva essere appeso allo zaino. Questa è la tipica divisa dei Gordon Highlander, il reggimento scozzese che ha combattuto con gli italiani qui sul Piave. Questa è la mitragliatrice britannica Lewis, trovata anch'essa sul Piave. Queste sono le pinze che gli assaltatori usavano per aprire dei varchi nei reticolati nemici. Questa è una cassetta contenente delle pallottole austriache. È stata trovata qui vicino sul Piave e come possiamo vedere è un tutt'uno con i sassi. Chuck. Questi sono i cuccioli e personaggi più famosi di Treviso. Maria, questa è la loggia dei Cavalieri. Lo so. Questo è Ponte Dante, dove Sile e Cagnan si accompagnano, proprio come dice Dante. Eccoci alla chiesa di San Francesco. Dove sono custodite la tomba del figlio di Dante e della figlia di Petrarca. Francesca? Lo so. Siamo di fronte al Tempio di San Nicolò. Un capolavoro di stile gotico. Palazzo dei 300 e Piazza dei Signori. La piazza più importante di Treviso. Fatto, Maria. Adesso possiamo tornare a Macerata. Ora ascoltiamo la sinossi preparata poco fa dai ragazzi. I rossi e i blu. Nonostante i gusti dei due gruppi siano simili, Stessi cantanti preferiti. Stessi programmi TV. Stessi videogiochi. Tra i rossi e i blu c'è una rivalità molto, ma molto forte. Approfittando di una visita programmata per il giorno dopo Al Museo della Grande Guerra di Macerata. I rossi decidono di fare uno scherzo ai blu. ma anche i blu vogliono farne una ai rossi. Per organizzare lo scherzo sia i rossi che i blu entrano di notte al museo. Naturalmente gli uni all'insaputa degli altri. I rossi e i blu sono così impegnati che non si accorgono che il custode ha finito il suo lavoro e li ha chiusi all'interno del museo. Adesso non c'è più voglia di giocare. I rossi e blu, una volta tanto d'accordo, hanno un solo scopo: uscire dal museo e tornare a casa. Ma che cosa può accadere di notte in un museo dedicato alla prima guerra mondiale? Questo lo scoprirete soltanto seguendo il nostro corto. A dopo! Francesco, tutti i ragazzi sono andati via. Vuol dire che il set lo smonteremo noi. Chuck. Adesso giriamo una scena importante. Le ragazze si accorgono del lavoro a maglia di Caterina. Hai visto? C'è il lavoro a maglia di Caterina là. Dove? Altro stacco soggettivo a vedere questa cosa e poi rimanete allibite così. Ok. Hai visto? C'è il lavoro a maglia di Caterina là. Dove? Stop! Buona. È ora di conoscere i ragazzi. Chissà cosa ne pensano dell'argomento del loro film. Mi ha colpito il numero dei morti. C'è la sofferenza dei soldati, sia fisicamente sia moralmente, ma anche delle donne che rimanevano da sole con i loro figli e soffrivano anche loro. L'igiene, che era scarsissima e quasi non c'era e si moriva per poco. Si diffondevano tantissime malattie, soprattutto in trincea. I soldati rimanevano anni nelle trincee e vedevano ogni giorno i loro compagni morire. Le persone si arruolavano volontariamente attraverso la propaganda.
Non c'è nessun motivo per fare la guerra, perché anche se c'erano dei contrasti tra paesi, dopo non c'è nessun vinto e nessun vincitore, perché tutti muoiono, tante persone muoiono, tante cose vengono distrutte e penso che non ne valga la pena. Secondo me la guerra non è utile perché ci sono altri modi per risolvere i problemi tra paesi e tra la gente. La guerra secondo me non è un buon motivo per risolvere delle discussioni, perché il paese più debole, anche se ha ragione, perde. Io penso che se l'Italia fosse in guerra di sicuro non saremmo tutti così felici e la vita sarebbe molto più dura. Sarebbe molto dura da affrontare, soprattutto per chi ha fratelli più grandi, vedere che vanno in guerra e anche i loro padri non vederli più. Sarebbe molto difficile uscire a giocare perché si rischierebbe di morire colpiti da un proiettile o colpiti da una bomba. La vita di tutti i giorni cambierebbe radicalmente perché bisognerebbe più che altro pensare a come salvarsi la pelle. In questo momento non saremmo qui a girare queste immagini. Saremmo costretti a combattere tra la vita e la morte e magari vedremo morire i nostri parenti e i nostri amici. Andrebbero distrutti tutti i reperti o i monumenti che negli anni sono stati creati e hanno valore per me. Non riuscirei a sopportare che delle persone vengano uccise ingiustamente. Mancherebbe la libertà, cioè la cosa più importante per persone adulte e per i ragazzi. Le guerre molte volte scoppiano per problemi etnici. Per espandere i propri territori e perché tutte le persone vogliono essere i padroni del mondo. Perché le persone non riescono ad accontentarsi di poco e pensano sempre in grande. Scoppiano perché le persone le pensano diversamente. Anche le tribù si combattevano tra di loro per avere quella zona o per avere quei viveri o solo per conquistare. Che le persone vogliono dominare su altre persone o sul proprio territorio. Penso che le guerre scoppino prevalentemente per motivi economici. Secondo me le guerre scoppiano prevalentemente per motivi di pensiero e opinioni diverse. Spesso le guerre scoppiano per motivi religiosi, perché ogni religione vuole dominare sulle altre, ma secondo me dovremmo convivere tutti insieme perché sarebbe più bello. Uno tra i tanti è che uno può vivere la sua vita come vuole. È godersi la vita. È poter vivere in serenità con tutta la famiglia, con tutte le persone a cui vuoi bene. Vivere tranquillamente senza avere il peso di sapere che i tuoi parenti e amici stanno rischiando la vita. Alzarsi al mattino e non pensare di andare in guerra. Uno dei vantaggi è che puoi uscire quando vuoi e andare dove vuoi senza rischiare di morire. Di sicuro la pace porta all'istruzione, perché se si è in pace si può andare a scuola tranquillamente, se invece si è in guerra bisogna stare a casa e sperare di non morire. Uno dei vantaggi dell'essere in pace è il fatto che ogni persona ha la libertà di pensiero e di parola. Delle cose importanti che la TV non dice è che attualmente nel mondo ci sono 167 guerre circa e la maggior parte di queste si svolge in Africa. Le guerre diffuse sono in Africa e Medio Oriente, faccio per esempio Afghanistan e Siria. Io sono Malik e vengo dal Senegal e attualmente nel mio paese c'è una guerra perché il nord del Senegal vuole avere l'indipendenza dallo Stato. Sono felice che nella Costituzione italiana ci sia l'articolo 11 che ripudia la guerra. Chuck. Allora, questa, poi questa e 30 scene. Scusa, facciamo una pausa? Abbiamo ancora 32 scene da fare. Ti sembra il momento di fare una pausa? Ma Sergio, una pausa, siamo stanchi. 32 scene sono 32 scene. Dai, allora voi. Guarda, peccato perché la Desiree aveva fatto una crostata di quelle. E la Kirat, la treccia, da bacio. Senti, tieni qua. Anna, prendi questa. Noi facciamo la pausa, voi 32 scene, 32, mi raccomando, eh. Ciao, ciao. Ci provo. Chuck. Nelle passate edizioni di Chuck Junior, dei nostri amici hanno presentato delle ricette tipiche dei loro paesi. Visto che il nostro film parla della Prima Guerra Mondiale, abbiamo chiesto ad Alice di presentarci un cibo che si mangiava molto in quel periodo, la polenta. Chuck. Ricetta per 4 persone, leggo gli appunti di mia nonna.
Mettere a bollire in una pentola capiente 1,5 litri di acqua. Salarla. Quando bolle, versare lentamente la farina di mais bianca, circa 300-350 grammi, facendola scendere a pioggia in modo da evitare la formazione di grumi. Mescolare per 30-40 minuti. Versare l'impasto in un tagliere, meglio se di legno. Buon appetito! Chuck. Eccoci tornati. Ai ragazzi mancano ancora poche scene da girare. Seguiamoli. Ma cosa state combinando? Stiamo facendo sciogliere la candela che servirà per la scena che faremo fra un po'. Chuck. In occasione del centenario della Grande Guerra si stanno organizzando tantissime manifestazioni. Qui, a Nervesa della Battaglia, sono stati ricostruiti gli aerei protagonisti dei primi duelli in cielo. Questo è il Fokker DR-1 del famosissimo Barone Rosso. Chuck. Stiamo girando l'entrata furtiva al museo. Azione! Stop! Chuck. Preparando questo film abbiamo fatto una scoperta incredibile. 2 documenti d'archivio che ora Desiree e Joshua ci leggeranno in prima mondiale. L'ultimo battesimo fu di nave Roberto, il 13 novembre 1917. Nel 1918 a Macerata non è più stato battezzato nessuno. Ascoltate perché. Durante l'annata 1918 il paese fu sgombrato a causa della difesa al Piave contro l'esercito austro-tedesco. Insomma, nel 1918 a Macerata non c'era più nessuno. Azione! Bravi, buona! Ragazzi, fermi tutti, ho una notizia importante. Il film è finito! Tutto è pronto, possiamo gustarci il film. War no more. Chuck. Ciao, mi chiamo Maria. Lei è Roberta, la mia più cara amica. Abbiamo tante cose in comune, ma in particolare un ricordo ci avvicina. La nonna di mia nonna e lo zio di suo nonno hanno vissuto durante la Grande Guerra sul Piave. Ma non voglio dirvi altro. Viviamo a Macerata sul Piave e come in ogni scuola media d'Italia, anche a Macerata sul Piave ci sono le bande. I rossi e i blu. A parte il colore dei vestiti, le bande si comportano allo stesso modo. Ascoltano la stessa musica, hanno un capo che decide quello che devono fare i rossi e uno che decide quello che devono fare i blu. C'è il furbo dei rossi, soprannominato Volpe di Macerata, e c'è il furbo dei blu, soprannominato Fox of Macerata. C'è l'occhetta dei rossi che mangia solo cose rosse e c'è l'occhetta dei blu che mangia solo cose blu. Ci sono il secchione. Io sono il secchione. E lo stupido dei rossi. Io sono lo stupido. E io sono il sapientone e tu sei lo stupido. No, facciamo la conta. Eso, 4 più 3, 7. Oh no, pari tu.
Per finire c'è la bella dei rossi e il bello dei blu. Insomma, colori diversi, ma lo stesso modo di fare. Ovviamente non ci sono dubbi. Ognuno dei due gruppi si crede il migliore. Che scemi. Mi sembra di essere all'asilo. Ah sì. Bene ragazzi, ho una buona notizia per voi. Domani mattina andremo in visita al Museo della Grande Guerra di Macerata. Mi raccomando, avvisate a casa. Faremo tardi. Ho avuto un'idea. Questo pomeriggio entreremo al museo e prepareremo uno scherzetto ai blu. Ma che cosa hai in mente? Faremo prendere loro una paura che se la ricorderanno fino all'esame di terza media. Che bello, che bello, che bello! Ma come? Questo pomeriggio entreremo di nascosto nel museo e Veronica si travestirà da fantasma. L'importante è che siamo a casa prima delle 6. Io devo andare dal parrucchiere. E io devo studiare matematica. Anche i blu, con qualche lieve differenza, preparano un piano simile. A noi non resta che aspettare e vedere come va a finire. Uno per tutti e tutti per uno! Vai! Bene, ora nascondi il costume da fantasma, che domani indosserai durante la visita. C'è qualcuno di là? Ma sì, sarà Veronica che sta nascondendo il costume da fantasma. No, io veramente sono qui. Andiamo a vedere. Cos'è stato? C'è una luce di là. C'è qualcuno? No, non c'è nessuno. Questa è la voce di Malik. Non fate i furbi, venite fuori. Cosa state facendo? Cosa state facendo voi? Basta con le chiacchiere. Pozzo, vai a aprire la porta. Con loro non abbiamo niente da spartire. La porta è chiusa a chiave. Vai a vedere tu, Christian. Cos'è stato? Andiamo a vedere. Venite anche voi o avete paura? Paura? Noi? Già, un monumento e una via mi hanno dedicato. Ma cosa mi importava, a me, Spartaco Lantini, sottotenente d'artiglieria, medaglia d'argento al valore, di leggere su una lapide che proprio in quel punto ero eroicamente caduto alla testa di un pugno d'arditi nella grande battaglia che salvò la terra trevigiana. A me importava di poter tornare a casa dai miei genitori, dalla mia bella, mi importava dei miei sogni, dei miei progetti di ragazzo che aveva tutta la vita davanti. Quanta nostalgia per quella vita che mi hanno rubato, insieme ai sogni, all'amore
la gioventù. Che mi importa di essere diventato un eroe se non mi hanno lasciato neppure il tempo per diventare un uomo? Eroe, una delle tante parole inutili che servono a far finta che la guerra abbia un senso. Io sono la Caterina. Nave è il mio cognome da ragazza, anche se ragazza mi sembra di non esserlo stata mai. Era il 20 maggio del 17, quando mio marito, padre di 3 figli, si è impiccato ad un gelso, quello che il suo bisnonno aveva piantato tanto tempo prima. È la povertà che l'ha ucciso, quella maledetta miseria che rende la guerra ancora più schifosa. Lo avevano richiamato alle armi e io, da sola, facevo fatica a tirare avanti la baracca. 3 bocche da sfamare erano troppe, anche per una abituata a sgobbare come me. Ogni volta che Angelo tornava in licenza e vedeva me e i bambini, sempre più pallidi e secchi, gli prendeva un groppo al cuore. Diceva che gli faceva più male del buco che un proiettile gli aveva scavato nella spalla. Se solo mi avessero colpito un po' più in basso, qui, in mezzo al petto, e fossi morto da eroe, quella maledetta volta, almeno ti avrei restituito un briciolo di dignità, disse la notte prima di farla finita. Ero così stanca quella sera che mi son voltata dall'altra parte e mi son messa a dormire senza neanche dargli la buonanotte. Forse sarebbe meglio se unissimo le forze per provare ad uscire da questo museo. Sono d'accordo con te. Vieni Paolo. Noi 2 abbiamo trovato un modo per uscire. Impossibile! L'abbiamo visto fare in un film. Tu metti la carta e io mi occupo della chiave. Ecco, cosa ci voleva? Hai visto? C'è la loro maglia di Caterina là. Dove? Scusate, dimenticavo di dirvi che la nonna di mia nonna si chiamava Caterina Nave. Siamo sicuri che il nostro film vi è piaciuto, quindi votatelo sul sito www.alcuni.it. Ve lo dicono i blu e i rossi. Ci vediamo domenica prossima su... Chuck